in realtà, diciamo, il mio discorso non voleva essere una, diciamo, microstoria della storiografia, diciamo, dell'architettura fino alla più recente, ma certo conosco bene una serie di libri, alcuni dei quali non sono proprio libri di storia, ma che in qualche modo propongono una visione storica dell'architettura che andrebbero citati se io avessi fatto un discorso completo su questo argomento. Io sono senz'altro, diciamo, sono un lettore attento, sono stato un lettore attento per esempio della sua storia dell'architettura di Alessandra Montoni, della storia dell'architettura di Marco Biraghi, che è una delle ultime uscite, e di tante altre storie anche straniere che mi hanno interessato, in cui ho potuto certo constatare che l'impostazione ferreamente basata sull'alternanza, sull'opposizione bene e male, sta scomparendo, per cui vengono inseriti nuovi parametri, nuovi argomenti all'interno di questa storiografia, però constato anche che il cammino è ancora molto lungo da fare, perché ciò che è successo secondo me è molto molto diverso da quello che ci è stato raccontato. È stato raccontato attraverso una logica che si comprende, che era quella di vincere una battaglia e quindi bisognava far vedere di avere un piano giusto, di credere a un'architettura che avesse un valore sociale profondo, che fosse integrata con la realtà dei propri tempi, ma nello stesso tempo vedesse anche il futuro, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che forzature ci sono state, come peraltro ci sono state in qualsiasi, diciamo, attività umana. Se guardo anche all'evoluzione del cinema nel Novecento, posso benissimo individuare i momenti in cui il cinema ha dato un grande impulso allo sviluppo, diciamo, al progresso sociale delle persone che andavano a vedere, che andavano al cinema, o quando il cinema invece è stato uno strumento per manipolare le coscienze e per indurre comportamenti collettivi anche ricorrendo ad effetti, per così dire, subliminali. Insomma, quindi è chiaro che questo che lei, Saggio, dice è vero, e magari può essere un argomento che l'Accademia di San Luca potrebbe affrontare, una giornata per esempio dedita a capire nei suoi tratti essenziali, senza perdersi poi troppo diciamo, in questi sentieri, alcuni dei quali non hanno conclusione, sulla storiografia dell'architettura degli ultimi 50 anni, perché no? Per registrare proprio questi passaggi. No, ma le dirò di più, Saggio. In questo mio discorso io ho eliminato completamente per scelta la dimensione del digitale, che attraversa pienamente l'argomento della tecnica, proprio per non, diciamo, togliere al mio ragionamento il suo carattere primario, perché se ci mettiamo il digitale, arriviamo fino al BIM, poi il discorso diventa talmente sfumato, talmente complesso, che è inutile che io l'abbia fatto. Io voglio semplicemente dire questo con molta decisione, cioè ci credo proprio che aver separato, non poter più vivere l'esperienza, diciamo, della costruzione come un'esperienza vitale, ma averla separata, e diventa un'esperienza semplicemente mentale, costretta in un tempo rigidissimo, articolata nella famosa triade preliminare, definitivo ed esecutivo, è veramente sbagliato, è umanamente insostenibile. Quando si parla di sostenibilità bisogna anche parlare della sostenibilità degli strumenti con cui noi prepariamo l'evoluzione del nostro abitare. Così come la frantumazione dello spazio ci ha tolto diciamo, alcune diciamo, verità dell'architettura e gran parte della sua bellezza. Ecco, l'idea che oggi non si possa più costruire una casa come la costruiva Palladio è veramente intollerabile. Palladio è il futuro, non è il passato. Quando entriamo in quella architettura ci sentiamo trasportati su un altro livello, non c'è dubbio. Quell'architettura nella sua espressione massima, non solo quella, ce ne sono molte altre. Perché non si può tornare a quella straordinaria semplicità? E Palladio, come io certe volte lo invidio, perché noi sappiamo molte cose di più di Palladio, tantissime di più, ne sappiamo veramente molte di più, però queste cose che sappiamo di più ci appesantiscono, non ci facilitano il lavoro. Lui ne sapeva di meno, ma con quelle cose che sapeva, ad esempio, diciamo, i rapporti musicali tra dimensioni delle stanze, certi errori sapienti, certe sgrammaticature
premeditate che ci fanno chiedere ma perché c'è questo valore, che acquista quindi l'architettura acquista un mistero, un'imprevedibilità pure attraverso questo impianto così idealizzato, così rigoroso. Ecco, perché dobbiamo perdere questi valori? È sbagliato perderli. È anche sbagliato essere schiavi della tecnica. La tecnica è uno strumento che a noi serve, non ha una sua finalità la tecnica. E invece oggi la tecnologia ha una finalità, quella di crescere indefinitamente. Io capisco che per mandare un razzo delle esplorazioni spaziali la tecnologia di altissimo livello è fondamentale, ma l'architettura non ha bisogno di questo. Aver voluto creare questa specie di Frankenstein in cui da una parte convive diciamo, l'architettura come sostanza plastico-muraria, direbbero alcuni, tra cui Claudio, con diciamo, una macchina che la domina. Insomma, mi sembra un esperimento che è stato forse necessario fare, ma abbiamo constatato che produce più danni di quanti problemi non risolva. Con l'assurdo appunto che l'high tech vorrebbe come dire, risolvere i problemi stessi che ha creato, e questo non credo sia possibile. Scusate, per completezza bibliografica e filologica mi vedo costretto a citare anche il volume di Anna Bruna Bendini con altri nella collana Archinauti di Claudio D'Amato, che mi sta di fronte, quindi non posso omettere di citarlo, che comunque ha avviato un approfondimento sulla formazione e sul ruolo didattico di alcune personalità, tra cui Quarone, appunto, Saverio Muratori, quindi la scuola veneziana, quindi contributi importantissimi. Beh, sicuramente il mio discorso è contraddittorio anche perché si iscrive nella tradizione che ho, diciamo, ricordato con quell'elenco delle coppie dialettiche oppositive, insomma, quindi c'è questo, ecco, però sicuramente è incontestabile il fatto da cui il mio, diciamo, discorso è cominciato, che un'esperienza come quella che faceva Borromini, che ha fatto Borromini nelle sue fabbriche e che hanno fatto tanti altri architetti, noi non possiamo più averla. E mi chiedo perché, perché pagare questo prezzo che potrebbe rendere le nostre architetture molto più, diciamo, umane, diciamo questo. Sicuramente potrebbe come dire, renderle molto più umane, perché ci sarebbe dentro una specie di patio del tempo, non in senso brandiano, ma come somma delle esitazioni, delle certezze, dei pentimenti, dei cambiamenti che sempre ci sono nella nostra mente e che non hanno modo di di essere lievito di un'opera, che si gioverebbe invece. Io non ho citato per esempio il fatto che molte architetture sono opera di molti architetti diversi che intervengono nelle fabbriche, e questo non ha mai impedito all'architettura anzi ha favorito spesso, diciamo, la nascita di architetture che hanno questa natura politestuale, polisensa, che è dovuta a diversi artefici, e questo non ci dà affatto fastidio. È come trovare un grande romanzo con delle frasi interlineari, con una cosa scritta da un altro, con un'improvvisa diversione. È la vita che deve irrompere di nuovo nell'architettura con tutta la sua forza, senza però che io celebri un'apologia del vitalismo, no, è un fatto normale. Questo palazzo dove stiamo, è cominciato qui, poi da qui in poi è intervenuto Borromini, poi nel 1934 è stato restaurato e profondamente rivisto da Gustavo Giovannoni, poi la vita dell'Accademia negli ultimi 80 anni l'ha ulteriormente cambiato, il cortile ha cambiato assetto per merito di Moschini, che ha rimesso a posto le statue che prima erano come gettate per terra, così casualmente, adesso hanno un significato, creano una specie di racconto, e quindi è bello stare dentro questo flusso della vita umana che si rappresenta nell'architettura, e questo è il compito dell'architettura. Perché deve essere tutto bloccato in 9 mesi, in 6 mesi io faccio tutto, poi non vedo più niente fino a che non vedo l'edificio finito? Mi ricordo un mio amico molto caro che mi disse: io ho fatto un progetto di un ospedale, poi 4 anni fa, passando sulla Cassia, non avevo saputo più niente, l'ho visto finito.
E mi è sembrata un'affermazione drammatica. Com'è possibile che tu a un certo punto vai lì e trovi una cosa che è stata interpretata, cambiata, senza che tu hai potuto dare a quest'opera, che potevi benissimo seguire, un senso in più, no? Un senso in più, che è quello che deriva dal fatto di vivere l'esperienza della costruzione nel suo tempo vero, che ti permette tutta una serie di operazioni ulteriori che invece oggi sono negate. Questa semplificazione trovo che sia un'enorme perdita. Pensiamo a Proust, alle sue infinite correzioni, integrazioni, interpolazioni, cambiamento di senso addirittura dei personaggi. Perché dobbiamo... Oppure i film mitici di Orson Welles, che cominciavano, poi finivano, poi li riprendeva, 10 anni per il Don Chisciotte. Sono opere memorabili, perché dobbiamo perdere questa temporalità? Io direi che dobbiamo invece recuperarla, anzi partire da questa rivendicazione del progetto come parte della nostra vita e non come una semplice operazione che si distacca da me e diventa autonoma, per restituire all'architettura gran parte della complessità che ha perduto, indubbiamente, a favore di altre cose, ma meno importanti. A me piace l'architettura contemporanea, devo dire, non è che sono un nemico, anzi, alcune cose mi piacciono molto, però riconosco in tutte le sue espressioni, anche le migliori, per questa carenza profonda, che invece non c'è in alcuni rari architetti che, agendo in contesti, fra virgolette, arretrati, riescono ancora ad avere quel tipo di rapporto con la loro opera. Sto facendo l'esempio di Alvaro Siza, che agendo all'interno di una tecnologia antica, cioè anticamente moderna, riesce a conferire alle sue opere anche quel senso di fatto un giorno dopo l'altro che dà una vitalità a queste sue opere fantastica. Non hanno la freddezza, diciamo, del precotto che hanno, non so, i progetti high-tech, per dire tedeschi soprattutto, o la bizzarria dispendiosa e inutile dei progetti high-tech inglese. Una volta con Laura a Londra abbiamo contato 12 materiali in una ringhiera. 12 materiali. Era fatta di 12 materiali diversi, senza nessuna esigenza, ne bastavano 2. Per cui tutto il mio discorso si riduce, no, alla dualità iniziale. Il mondo dell'architettura è estremamente vario, complesso, ci possiamo perdere, è bello anche perdersi, ma proprio perché è bello anche perdersi bisogna intanto anche sapere come si fa a uscirne, come si fa a trovare le strade, quindi bisogna semplificare anche l'immagine e la conoscenza che ne abbiamo. Direi che è una cosa sostanzialmente nelle sue motivazioni positiva, però negativa nei risultati, perché è sicuramente il segno che la vita vince sulle cose, ma per esempio nessuno di noi si sognerebbe di aggiungere una figura a questo quadro che abbiamo qua dietro, perché ci andrebbe oggi di avere un altro, non so, per esempio il ritratto del segretario generale che sta lì che guarda. Mentre appunto una palazzina di Luigi Moretti, come è successo a Via Jenner, secondo me il capolavoro di Moretti viene deturpato da un portoncino in alluminio anodizzato che sta lì da 30 anni ormai, da sfigurato quell'ingresso in effetti, più altre cose. Quindi bisogna per esempio che le necessità vitali alle quali bisogna dare una risposta siano coordinate con quello che io ritengo essere il DNA di un edificio. L'architettura nel tempo è sempre stata modificata, quindi non è questo il problema. Ci sono aggiunte, superfetazioni, aggiunte addirittura di blocchi analoghi a quello iniziale, raddoppiandoli. Si può fare tutto, non è come la scultura anche permette questo, ma di meno, e la pittura invece praticamente lo esclude, quindi c'è una gamma di diverse reazioni a seconda delle varie arti, però bisogna farlo in accordo con quello che è la sostanza, quindi ci vuole un rispetto per l'architettura monumentale, ma proprio perché nessuno
crede più che l'architettura sia un prodotto artistico, si può fare quello che uno vuole. Si aprono nuove finestre, si tappano finestre che ci stanno, si cambiano gli infissi senza chiedersi in che modo, ammesso che sia necessario, si possono fare queste operazioni. Io sono anche contrario a quello che si legge oggi sui giornali, che invece riscuote un tanto successo presso la cultura romana, questa politica delle pareti dipinti, murales, eccetera. Dico, certo, se è una cosa orrenda, forse il murale se la può salvare, ma dobbiamo sempre chiederci se quell'edificio su cui io faccio ha un valore in sé come oggetto. Ci sono tante case che hanno un valore in sé, basterebbe che la manutenzione ne tirasse fuori le linee, anche al Quadraro, che conosco benissimo, altri quartieri cosiddetti difficili o degradati, sono case che hanno una loro, diciamo, essenzialità figurativa, una loro nobiltà di disegno. Basterebbe che la manutenzione rendesse sempre evidente questa loro, diciamo, dignità formale e non ci sarebbe bisogno di questo, diciamo, cosmesi. In alcuni casi invece una parete dipinta è un elemento che nella città può, diciamo... A me piace il graffitismo quando è veramente violento. Sì, quando è violento lo accetto perché significa una reazione che non può che prendere quella strada. Quindi quando vedo certi, diciamo, strisciate di 500 metri contro certe infrastrutture, per esempio, in cui questa, diciamo, attraverso questa pittura murale anche selvaggia viene in qualche modo assimilato, viene fatto proprio, capisco perché si fa quell'operazione, ma l'embellissement attraverso uno scherzo, un disegno, eccetera, su una casa che ha una sua dignità architettonica mi sembra una perdita di valore. Non capisco perché il Comune da un po' di tempo assecondi questa politica. È il Comune che non crede nell'architettura. Bisogna prima vedere se quell'oggetto ha un valore architettonico e poi se per esempio è un residuo, se non ha una dignità, se è un avanzo, se è un muro isolato, se è con una recinzione perduta nel vuoto, si può anche fare. Bisogna semplicemente riconoscere che per gran parte del Novecento le ideologie sono state ideologie falsificanti. Non c'è niente di male ad abbracciare, non so, il marxismo piuttosto che un altro tipo diciamo, di visione del mondo. L'importante è usare diciamo, questo sguardo che ti dà la scelta ideologica non in modo appunto tale da rendere invisibile quello che è invece esistente e operante. Questo è successo. Nell'architettura italiana sono numerosissimi i casi in cui tutto ciò è avvenuto. Posso anche capire che era forse necessario, però oggi che non è più necessario vediamo quanto fosse, diciamo anche, quanto è stato anche doloroso secondo me per chi ha dovuto usare l'ideologia in questo modo sostanzialmente censorio e anche peggio, perché la censura è una cosa, ma addirittura ignorare la presenza di alcuni fenomeni in base a una pretesa, come dire, morale, per cui io posso parlare solo di quelle cose in cui credo, se mi occupo di una cosa in cui credo entro in una dimensione morale che non posso apprezzare in me, questa cosa non ha più senso. Oggi possiamo benissimo, ma molti storici hanno cominciato a ripensare a queste cose. In architettura devo dire un po' meno, però certo ci sono stati passaggi, li ripetevo, su indicazione di Saggio, che ringrazio, la sua opera storica, la storia dell'architettura di Alessandra Montoni e altri anche saggi articoli si stanno ponendo sempre di più questo problema, praticamente abbozzando una mappa degli avvenimenti che è più corrispondente a quello che noi vediamo, perché la bellezza o la bruttezza non sono, diciamo, giudizi che vanno argomentati, la bellezza ha una sua verità incontestabile, non c'è dubbio. Si può far finta di non vederla e questo è stato fatto molte volte. Non vedo in realtà io dico molto semplicemente che senza un'ideologia, io dico meglio, senza una visione del mondo non si va da nessuna parte. Però ecco, contesto l'idea che questa volontà di riconciliare il progetto con la vita sia una visione tradizionalista. È una visione del futuro, è un futuro più bello quello che io penso rispetto a oggi, rispetto alla tristezza
del preliminare, definitivo, esecutivo, che spesso all'architetto viene tolto, lo sai, no? Questa è un'aberrazione, è una cosa che un paese civile non fa, non si fa, non si può fare, non si deve poter fare. Si può fare solo se il progetto è stato ridotto appunto a una prestazione tecnica senza più nessun valore culturale, fatto da un paese come l'Italia che si vanta di avere il più grande patrimonio al mondo di beni culturali, architettonici, artisti, eccetera. Questo, ecco, pensaci un attimo e capirai che il mio punto di vista non guarda al passato in alcun modo, ma guarda al futuro utilizzando l'esperienza del passato, ci mancherebbe altro. L'architettura ha un suo, diciamo, repertorio di elementi, di codici, di procedure che possono permetterci di vedere se un edificio è concepito ed eseguito in modo corretto e se ha addirittura una sua bellezza o no. Come anche quando andiamo al cinema, se posso passare al cinema ci accorgiamo bene se il regista ha in mano la situazione oppure se quello che ha fatto è incoerente. Insomma, quindi ci sono delle, non dico delle regole, ci sono però delle scelte che gli architetti devono fare che permettono, ad esempio a me, che sono un osservatore del Corviale, di riconoscere in quell'opera, nonostante i grandi difetti proprio di concezione, alcuni eccessi, diciamo, claustrofobici che Mario Fiorentino ha voluto, poi bisognerebbe discutere perché li ha voluti questi effetti. È un'opera che innesca, diciamo, un rapporto di scala con la periferia romana in cui i valori convenzionali vengono, diciamo, superati da una visione più ampia. Purtroppo quell'opera magistrale, per la sua proprio costituzione fisica, per come è pensata, per come l'impianto modulare viene condotto, per come vengono, diciamo, cadenzati gli elementi, per come viene trattata la superficie per farla reagire al passaggio della luce attraverso, diciamo, l'intervento dell'artista scultore Nicola Carrino, per tutta una serie di elementi è un capolavoro quell'architettura. Il problema di Corviale non è un problema architettonico, è un problema sociale, vale a dire che è stato concepito e pensato fuori tempo massimo, perché quando Mario Fiorentino l'ha ideato credeva ancora che esistesse a Roma una classe, non operaia, ma una classe, diciamo, subalterna, chiamiamola così, che potesse condividere un forte progetto collettivo, potesse far vivere nella città un frammento importante delle utopie urbane del Novecento. In realtà quel ceto sociale, quella classe che avrebbe potuto sostenere quel sogno non c'era più. E quindi il Corviale non aveva gli abitanti in grado di poter portare avanti e realizzare quel magnifico progetto di vita comunitaria, perché la vita comunitaria non c'era più in quegli anni. Ciascuno stava dentro casa col televisore, una stessa classe per quanto riguardava il reddito, cioè persone sostanzialmente prive di grandi mezzi, ciascuna famiglia delle quali però aveva un progetto di esistenza diverso. Quindi le sale comuni, gli spazi comuni venivano non concepiti come qualcosa che collettivamente doveva essere vissuto, ma come un territorio da parcellizzare, da conquistare. Torniamo allo spazio frammentato. Se lei va al Corviale è tutto un frammentare di passaggi, di luoghi interdetti, di passaggi pericolosi, di orari pericolosi. C'è anche una condizione oraria del pericolo o del degrado dentro Corviale. Però noi possiamo senz'altro affermare, tutti gli architetti, credo, tranne alcuni, mi ricordo che Bruno Zevi lo sosteneva in modo entusiastico, questo Corviale, che io stesso ho discusso a lungo col suo autore, che era direttore del nostro dipartimento. Ecco, dire che quella è una grande architettura, che devo dire, vede, volevo dire una cosa, se lei vuole capire che cosa è stata la tragedia, possiamo chiamarla, o il dramma delle abitazioni di massa nel Novecento in tutta Europa, se lei va a Berlino trova le Siedlung perfette, dipinte benissimo, tenute bene, con gli alberi che sono cresciuti, va a Vienna a vedere il Marxhof perfetto,
e non capisce bene che cosa è successo, deve venire a vedere il Corviale, che il Corviale è proprio l'opera che dimostra le contraddizioni di questa politica storica, vale a dire l'esigenza che queste grandi architetture hanno bisogno di essere sostenute da un abitare che realizza l'utopia. Ciò è avvenuto in situazioni come Berlino per varie ragioni, la disciplina dei berlinesi, il fatto di riconoscersi come popolo più di noi, la stessa cosa si può dire per le abitudini di una grande capitale come Vienna. A Roma tutta questa contraddizione è esplosa e il Corviale è quindi la più grande opera residenziale europea in grado di raccontare la verità sul problema dell'abitazione di massa, più che le Sudelung, più che il Karl-Marx-Hof, più di tante altre realizzazioni che raccontano questa storia. Il problema della riqualificazione secondo me è certo che si pone, ma non è tanto questo. Guardi, ammettiamo pure che domani per uno strano, fantastico avvenimento tutti gli abitanti lo abbandonino. Sarebbe riconosciuto subito come una reliquia sacra di Roma, potentissima, e ci sarebbe un culto del Corviale, diventerebbe un grande tempio mondiale dell'abitare del Novecento. Noi dobbiamo ovviamente però occuparci di quelli che ci vivono, i quali sono anche responsabili però della condizione, quindi fare un lavoro assieme, e in questo consiste nel suo senso più alto la partecipazione, convince anche gli abitanti a, non dico condividere di nuovo l'utopia di 40 anni fa di Mario Fiorentino, ma di inventarsene un'altra, più domestica, più attuabile, più relativa, ma darsi dei progetti comuni, di microcomunità interne, avendo il coraggio di portare dentro funzioni che noi adesso non pensiamo possano essere inserite lì, facendone un grande laboratorio urbano. Questo si può fare. Il guaio qual è però? Torniamo di nuovo le periferie hanno un difetto straordinario, che non sono completate, primo, e non c'è manutenzione. Non c'è manutenzione. Uno dei problemi di Corviale che ha sempre causato conflitto è che quando si rompono gli ascensori dei supernodi, la gente deve salire 10 piani, 30 metri per andare a casa, quelli dell'ultimo piano. Quindi l'Ater adesso, prima l'IACP, non è stato in grado di gestire adeguatamente un edificio come quello. Per cui non possiamo imputare a chi l'abita, ecco. Mi viene la tentazione, siccome oggi abbiamo assistito a un incontro di grande complessità, ma Franco Purini è riuscito a connotarlo con grande delicatezza, con grande pacatezza, anzi dolcezza, senza conflittualità. Allora mi viene in mente, siccome molto spesso lui ha fatto riferimento a un percorso labirintico a proposito degli errori e delle contraddizioni, allora riportiamo Franco Purini nel mito. In questo percorso labirintico serve la pacatezza, basta il filo di Arianna o ci vuole la virulenza di Teseo per sconfiggere il Minotauro? Ti chiediamo di chiudere con questa citazione. Vi pregherei poi dopo la chiusura di Purini di passare sul retro, perché abbiamo aperto la prima dei fondi delle biblioteche del Novecento dedicato a Pia Vivarelli, la ricostruzione in una sorta di enclave che quindi restituisce la bellezza di com'era a casa di Pia Vivarelli, questa grande studiosa delle avanguardie storiche del Novecento, a disposizione del pubblico, la prima di una serie di biblioteche, a cui si aggiungerà quella di De Carlo, quella di Palma Bucarelli, e quindi vi invitiamo a vederla e a frequentarla. Grazie, la parola e la chiusura a Franco Purini. Entrambe. Sì. La violenza nel nostro lavoro è endemica. Quando si costruisce si fa un buco sul terreno, una ferita tremenda. La prima volta che la si vede fa paura, ma la violenza è necessaria perché poi nasca una bellezza nuova. Grazie.